ritrovati a Edicola Friuli. Oggi, venerdì 14 dicembre, andremo a San Vito di Fagagna, ma prima di partire ovviamente leggiamo insieme il settimanale in edicola quest'oggi. Partiamo da questa copertina piuttosto eloquente. Di cosa parliamo? Di crisi, ovvero di quando diversi fattori ci mettono in difficoltà, ed è fuga verso l'occulto. Difficoltà economiche, ma non solo, la sfiducia nelle istituzioni spingono sempre più persone verso religioni fai da te, cure non convenzionali, stili di vita o alimentari campati in aria, e la Chiesa lancia l'allarme. All'interno del numero 49 in edicola quest'oggi trovate anche un approfondimento dedicato all'occupazione in regione, come cambia il collocamento, e poi nasce una nuova voce artigiana. Nereo Tassotti guida un'associazione di microimprese. E poi decreto dignità superato dagli industriali. A Pordenone si pensa come mitigare gli effetti della legge con accordi aziendali e territoriali. Allora andiamo a vedere all'interno del settimanale come abbiamo declinato questa inchiesta. Tra le braccia di falsi guru. Cosa succede? Appunto, dicevamo difficoltà, la crisi economica, la sfiducia nelle istituzioni spingono sempre più persone tra le braccia di guru improvvisati, santoni della porta accanto e profeti delle pratiche non convenzionali, che possono però rivelarsi anche molto molto pericolose. E qui abbiamo anche un piccolo vademecum con quelle che sono, diciamo, i segnali di allerta, poi i contatti per chiedere aiuto e come intervenire per sostenere qualcuno che magari finisce in giri un po' così non proprio limpidi e cristallini. Successivamente, nella pagina successiva, occulto, se lo conosci lo eviti. Allora, a parlare è Marco Soranzo, diacono, segretario della Commissione per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e le sette della diocesi di Udine e membro del gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Non è vero, ma ci credo, scrive Valentina Viviani. Quanti di noi di fronte all'oroscopo, un gatto nero che attraversa la strada, la rottura di uno specchio, insomma, e via dicendo, pur armati di una buona dose di dubbio, non se la sono sentita di sfidare la sorte e hanno cercato di ovviare una presunta sfortuna con riti scaramantici. Insomma, a dirla tutta, è capitato più o meno a tutti almeno una volta, poi che lo si prenda un po' sul serio o meno è soggettivo, però c'è chi poi alla fine entra in una spirale da cui non è sempre così facile uscire. Ecco qua la spirale della dipendenza psicologica. E poi qui appunto un piccolo punto della situazione: si comincia così, si comincia con piccole banalità, carte, cose, e poi si arriva ad altro. Cambiamo decisamente argomento e proseguiamo nella lettura del settimanale, perché c'è un'importante novità da questo numero. Infatti, con un piccolo contributo potete portarvi a casa l'agenda del settimanale Il Friuli del 2019, un'agenda realizzata dal nostro comparto grafico, ovviamente come sempre, con grande dedizione, quest'anno dedicata a Mauro Corona. Un anno da passare non solo con questo artista eclettico e come ha titolato appunto Valentina Viviani nella presentazione, un anno per capire l'arte del togliere. Non solo questo, ma anche una pratica agenda portaappunti, ovviamente. Insomma, un anno da passare con l'artista che c'è chi definisce, dice lui stesso, mi definisce uno scultore, uno scalatore, uno scrittore, ma io mi sento semplicemente me stesso, perché rinasco ogni mattina. Insomma, già una pillola di saggezza così per partire. E beh, insomma, un'idea, perché no? Ricordatevi di chiederla al vostro edicolante con un piccolo contributo in più. Per finire abbiamo anche la pagina degli spettacoli, dal Friuli agli USA fino alle stelle. Si parla di Andrea Centazzo, un artista che festeggia i 70 anni con un nuovo spettacolo antologico, Cycles of Life, uno show multimediale realizzato con la NASA e una celebrazione all'Università di Bologna. E infine, naturalmente, anche la pagina dedicata al calcio. Qui gioie e dolori, più dolori che altro in campo, a prescindere. Si parla di Udinese. All'interno del settimanale, ovviamente, il palinsesto di Tre Friuli e tutti gli eventi importanti da non perdere della nostra regione. E in allegato gratuito anche un numero veramente molto ricco,
il business di dicembre, l'ultimo di questo anno, e quindi dedicato ad Anna, con la copertina dedicata ad Anna Mareschi Danieli. La presidente di Confindustria Udine applica la lezione appresa dalla madre in ogni momento della sua vita, in azienda, in associazione, ma anche con i suoi figli. L'esempio è tutto, questo il titolo scelto. All'interno anche gli soliti numerosi altri approfondimenti legati ovviamente al mondo del business targato FVG. Bene, mettiamoci in marcia, andiamo a San Vito di Fagagna a conoscere un altro edicolante e naturalmente a commentare insieme a loro le notizie del giorno. Andiamo! Eccoci, siamo da Acquarello, l'edicola di San Vito di Fagagna. Accanto a me Morris Valentino Polano, ho detto il nome per esteso perché mi piacciono tutti e due i nomi. Buongiorno. Buondì, grazie. Allora, siamo tornati a trovarvi volentieri, insomma è un'edicola atipica, l'unica che abbiamo trovato così. Particolare, diciamo così. Diciamo in breve, riassumiamo con 2 o 3 cose. Che cosa trovano qui i clienti? Pane, vino, giornale, simpatia, compagnia. Accoglienza suggeriscono, ma mi permetto di suggerirla anch'io, insomma siete una realtà che offre in paese davvero, davvero molto, e poi c'è la sartoria, il negozio e tutto quanto. Mi aggancio un po' all'inchiesta che è pubblicata questa settimana sul settimanale Il Friuli. Si parla di crisi in generale, magari anche di chi si trova a fare una scelta nel mezzo del cammin della propria vita, non più magari giovanissimo, e non so, perdere il lavoro, cambiare lavoro eccetera, e di eventuali, diciamo, momenti di sbandamento. Qui invece abbiamo un esempio virtuoso, perché mi ricordo che diciamo l'attività dell'edicola è nata dopo un'esperienza lavorativa durata molti anni, è stato un po' un cambio, no? Certo, in effetti dopo 27 anni circa di metalmeccanico, con le solite crisi che hanno colpito un po' tutti, mi sono dovuto reinventare, e appunto con l'aiuto di mia moglie che aveva già l'attività di sartoria al negozio di abbigliamento, ho avuto, diciamo, l'idea, per fortuna mia anche, di chiedere ai precedenti titolari dell'edicola se erano disposti a cederci l'attività, e io 40 anni abbondanti mi sono rimboccato le maniche e sono ripartito da zero per trovare un'attività, un posto di lavoro e, come si dice, per portare la pagnotta a casa, ecco. Rita Toffolini, moglie, insomma, e nonché titolare di questo negozio, che ha nei sotterranei, come insomma state vedendo, un laboratorio dove vengono realizzati vestiti, anche vestiti da sposa, e insomma vestiti da sposa che meritano anche un premio. Infatti quest'anno a gennaio abbiamo vinto un premio nazionale, il terzo premio come Udine Sposa, con 2 vestiti. Uno era un vestito invernale e uno era un vestito primaverile, si può dire, molto particolari, e abbiamo avuto il piacere e l'onore di poter partecipare a questo concorso e siamo arrivati terzi. Insomma, un bel successo. Voi siete una squadra composta da 4 ragazze che vedete appunto all'opera nelle immagini di Tiziano Campigotto, e realizzate anche proprio abiti ex novo, tra cui gli abiti da sposa. Insomma, non è un lavoro proprio così da poco. È 2 anni appunto che ci stiamo specializzando negli abiti da sposa, e però non lasciamo la strada vecchia, nel senso che continuiamo comunque a fare le piccole riparazioni di qualsiasi genere, la cerniera, un orlo, allargare, stringere, e fare anche il capo su misura per la ragazza e per la signora un po' più grande, inoltre anche l'abito da sposa, perché no? E anche ci proponiamo come seconde nozze, quindi per chi si risposa, e quindi un vestito un po' più elegante, ma magari non bianco, un po' di colore. In questo poi, insomma, in quest'epoca in cui si trovano capi a prezzi stracciati un po' ovunque, però invece il capo fatto a mano, realizzato a mano, eccetera, ha comunque il suo appeal, e la qualità, insomma, obiettivamente è ineccepibile. Certo che sì, anche perché un capo fatto su misura è una cosa unica, è fatta per te ed è fatta da persone qualificate, e si studia i minimi particolari per poter accontentare il cliente in base anche a quello che gli piace, in base anche al suo fisico. Sono una cliente affezionata e mi trovo molto bene con queste persone
anche perché sono cordiali e gentili. Rita la conosciamo già da tanti anni, mentre diciamo il marito è subentrato in un secondo momento, però anche lui è come Rita, gentile. Nel cuore di San Vito di Fagagna c'è anche un pozzo che compie 150 anni. Compie 150 anni e per tanti anni ha dato da bere alle persone e anche agli animali qualche volta, no? E quest'anno proprio compie questi 50 anni nei suoi oltre 90 metri di profondità, no? E quando cambia il tempo lui ci segnala con degli sbuffi d'aria che sono realmente impressionanti qualche volta, no? E quindi noi sappiamo che sta arrivando la pioggia, sembra quasi fosse sia l'agonia di un qualcuno che non vuole proprio morire, ecco. No? Quindi colgo l'occasione per fare gli auguri a questa entità del nostro comune. Enzo Driussi è uno dei clienti dell'edicola Acquarello, che è un'edicola un po' speciale perché insomma si trovano tante cose e anche libri, tra cui insomma il suo. Ma guarda caso, ne ho proprio uno qua, non so se si può riprendere Tiziano. Grazie, comunque il fatto è che l'edicola è sicuramente un punto di incontro importante, però lo è anche San Vito di Fagagna, che per me è diventato un po' l'ombelico del mondo, perché qui trovi tutto, hai la farmacia, hai il bar, hai l'osteria, hai la banca, hai l'edicola, e perfino l'Eglesi, è un paese che dà soddisfazione. Senta Enzo, un augurio anche a Parfurlan, visto che ci siamo e Natale si avvicina. Ma il mio augurio che possiamo farsi e fa a che gli altri sono ridotti ai nostri spiccioli e ai nostri giovani sarà che non si di dome un buon Natale, ma che si di un buon domani e passando domani e conduce che succeda che smonta chi sperin che le insicuietti che il mondo al torni a fermarsi un momento che smonti dal treno che al cormasse e che torni a vivere in pace e in serenità. Buon Natale a tutti, grazie. Edicola Friuli finisce qui, quindi grazie per l'accoglienza, insomma è stata proprio una festa qui a San Vito di Fagagna. Il prossimo appuntamento è come sempre venerdì 21, prima della pausa natalizia, e andremo in centro a Udine in piazza San Giacomo e così faremo anche gli auguri. Nel frattempo ringrazio per l'accoglienza Rita, Morris e tutte le altre ragazze del gruppo. Chiara, Nadia, Rometta. Grazie mille e al mio 3, 1, 2, 3, Auguri a tutti!